Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. La lotta alla criminalità organizzata non può essere condotta solo sul piano repressivo. Ne è convinto il magistrato Raffaele Cantone, che lo scorso 3 dicembre ha incontrato gli studenti dell'Università Cattolica su invito del Centro Studi per la Legalità e dalla Libreria. Ascoltiamolo in questa intervista realizzata da Silvia Mazzetti. Dottor Cantone, alla luce della sua esperienza nella lotta contro la criminalità organizzata, come prevede si manifesterà nel futuro la mafia? Ma io credo che la mafia ha una grande capacità di cambiare, di adeguarsi ai tempi. Io avrei un augurio che nel futuro non parliamo di mafia. So però che le cose non saranno così, che ci vuole ancora molto tempo perché questa battaglia venga vissuta. La capacità dello Stato deve essere quella di adeguarsi ai cambiamenti, prima che certi cambiamenti li subiamo. Oggi la mafia è diventata una struttura economica e soprattutto nel settore di quell'aspetto va aggredita, sotto il profilo soprattutto delle sue capacità tentacolari nel mondo dell'economia. Le strategie che lo Stato sta applicando per prevenire un futuro, della mafia, quali sono? Guardi, il problema io credo che manchi proprio una logica di prevenzione. Sul piano della repressione sono stati fatti grandissimi passi avanti, molto meno sul piano della prevenzione. Per esempio, io credo che lo Stato debba mettere in campo una serie di strutture di prevenzione dell'infiltrazione nel mondo dell'economia, in questo momento in particolare, che per esempio è un momento di crisi dove c'è il rischio che capitali mafiosi possano essere utilizzati per l'immissione in un circuito economico che ha bisogno tantissimo di denaro. In questo momento le istituzioni di controllo, la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano Cambi, la Consob, mi auguro che stiano facendo il controllo su quali soldi stanno girando nei mercati, perché questo è un momento di grande pericolosità. Qual è il contributo che noi studenti, noi giovani possiamo dare alla lotta contro la mafia? Prima di tutto un contributo di attenzione. Io credo che tenere altissima l'attenzione rispetto a certi fenomeni è importante e soprattutto anche un contributo di conoscenza. Bisogna smetterla col pensare che certi fenomeni tanto sono lontani, che sono fenomeni che riguardano il meridione, sono fenomeni lontani. In primo luogo perché uno Stato che dovesse abbandonare alle mafie una parte del proprio territorio non è più uno Stato, e in secondo luogo perché certi fenomeni non interessano purtroppo più solo il meridione. Lei è autore del libro Solo per giustizia, è stato incoraggiato dallo scrittore Roberto Saviano a scriverlo. Secondo lei la scrittura nella lotta alla mafia che ruolo svolge? Ma io credo sia indispensabile, guardi, proprio perché sono convintissimo che questa è una battaglia anche sul piano culturale. La conoscenza dei fenomeni è indispensabile per vincere. Noi troppo spesso verifichiamo un approccio anche superficiale rispetto a certi fenomeni e la possibilità di conoscerli anche sotto diverse prospettive può essere utile. Ovviamente questa è una fase nella quale forse si sta scrivendo persino troppo rispetto a un momento nel quale si scriveva pochissimo. Sarebbe importante che anche studi apparentemente lontani come quelli dell'economia, della sociologia, cominciassero a considerare importante studiare le società criminali. Di fronte a coloro che dicono tanto non cambierà mai nulla, la sua speranza invece qual è? Io ho visto tante persone però che non credono a questa affermazione. Sicuramente c'è anche tanta delusione derivata da grandi entusiasmi che sono andati poi delusi. Troppo spesso si è parlato anche fuori luogo di vittorie definitive che non erano tali.
quindi anche la delusione ha avuto un ruolo. Però l'atteggiamento di chi dice non cambierà nulla è un grandissimo regalo che si fa alle mafie. Un gesto quasi automatico come quello di annoddarsi una cravatta attorno al collo è stato classificato dalla matematica combinatoria. Ne hanno parlato Centomo e Paolini durante una conferenza organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica. Vediamolo in questo servizio. Professor Centomo, ci può spiegare il legame che c'è fra estetica e scienza? Ma il legame tra estetica e scienza non è così netto, ma esiste. Ad esempio, prendo spunto appunto dal tema delle cravatte. Abbiamo dei parametri matematici che permettono in qualche maniera di descrivere il grado di esteticità dei nodi. Quindi da questo punto di vista mi sembra un esempio calzante, insomma, questo delle cravatte. Poi in generale l'estetica è anche una teoria della conoscenza, quindi una teoria della conoscenza in qualche modo può anche essere legata ad aspetti scientifici, quindi in qualche modo i legami esistono, insomma. Matematicamente parlando, tra gli 85 nodi delle cravatte, qual è quello più perfetto? Il più perfetto, se si intendiamo il più simmetrico, il più equilibrato e quello con rapporto di forma-dimensione ottimo, direi il nodo mezzo Windsor. Invece il più bello? Il Plattsburgh. Ecco, perché dall'inizio del Novecento ad oggi sono cresciuti in maniera esponenziale i nodi e le cravatte? È perché abbiamo una classificazione matematica dei nodi delle cravatte e la classificazione in qualche modo è da un certo punto di vista la morte dell'arte, diciamo, dell'invenzione dei nodi di cravatta, dall'altra è la possibilità però di poterli fare tutti in un attimo. Giovanni, tu sei campione olimpionico di matematica, giusto? Ci puoi spiegare la tua passione per la matematica? Spiegare una passione non è facile, però insomma fin da quando ero giovane, più giovane, mi è sempre piaciuta la matematica per quello che offre, perché non lo so, non si può spiegare con delle parole, però alla fine questa passione mi ha condotto anche. Adesso il professor Centomo è un nostro amico e quindi mi ha proposto di risolvere in ambito matematico, perché in realtà quello che faremo oggi non è solo una trattazione concreta di quelli che sono i nodi di cravatta, ma faremo anche una trattazione matematica, quindi anche più astratta, senza dover ricreare effettivamente tutti i nodi, ma in modo più astratto riusciremo a analizzare quelle che sono le loro proprietà.